A Isola Verde è in corso un intervento urgente a cura della Regione Veneto per il ripristino del cordone dunale, con l'obiettivo di rafforzare la duna costiera e contenere il rischio di ingressione marina, a tutela dell'incolumità dell'area. L'opera prevede inizialmente lo smontaggio della rete metallica a protezione, che sarà successivamente rimontata utilizzando i pali esistenti integrati con nuovi sostegni, protetti comunque da assi di legno per resistere all'azione delle onde. Alle spalle della palizzata sarà collocata una struttura in geotessuto, fondamentale per contenere la sabbia prelevata direttamente dall'arenile e modellare così il nuovo profilo della duna. Questo sarà poi stabilizzato attraverso l'installazione di barriere frangivento e la piantumazione di specie vegetali tipiche dell'habitat sabbioso. L'ordinanza che autorizza i lavori risale allo scorso 15 marzo. L'intervento, considerato urgente, è previsto nell'arco di circa 2 mesi. Durante questo periodo sarà consentito il transito dei mezzi dell'impresa incaricata, mentre le normali attività balneari resteranno temporaneamente sospese. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia Viale Stazione 36.